Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Operaio cade e muore mentre lavorava sul tetto di un'abitazione. La sciagura ad Alcamo, ancora sotto shock per la strage di Casteldaccia, in cui hanno perso la vita 2 alcamesi intossicati nella rete fognaria. La CGIL, in Sicilia mancano 400 ispettori del lavoro. Il sindacato spara a zero sul governo Schifani, attribuendogli anche una serie di inefficienze e la crisi idrica. In programma diverse manifestazioni di protesta. Catania violenta, picchiati 2 vigili che multavano in centro auto in sosta vietata. Botte anche a un ristoratore che filmava la scena. A San Giorgio, padre e figlio arrestati per il tentativo di omicidio di un parente che li rimproverava per il fracasso in casa. Sulla circonvallazione di Catania si continua a morire malgrado autovelox e semafori intelligenti. L'ultima vittima, un giovane motociclista. Troppe le imprudenze documentate anche stamane da TG Sicilia. Si aggrava l'emergenza idrica nell'Agrigentino per un guasto al potabilizzatore di Santo Stefano di Quisquina. Molti comuni a secco. Farmaci dagli scarti del pesce. Con Bitos la Sicilia premiata nella competizione fra i migliori progetti di economia circolare finanziati con fondi dell'Unione Europea. Fan preoccupati per le voci di divorzio fra Colapesce e Di Martino, ma il duo smentisce: ci prendiamo solo la pausa. Calcio per il Catania e vigilia di campionato. Domani al Massimino i rossazzurri, che inseguono la terza vittoria consecutiva, ospiteranno l'Altamura e stasera al Provinciale il derby Trapani-Messina. Bentrovati. Operaio cade e muore mentre lavorava su un lucernario del tetto di un'abitazione. La sciagura ad Alcamo, paese ancora sotto shock per la strage di Casteldaccia, in cui, ricorderete, hanno perso la vita 2 alcamesi intossicati nella rete fognaria. Laura Spanò. L'ultima tragedia sul lavoro avvenuta ad Alcamo, l'ennesima di questo 2024, ripropone la necessità di un confronto insieme alle parti datoriali perché quello della sicurezza sul lavoro diventi la priorità del Paese. Nessuna vita può essere infatti sacrificata per il profitto. Jamel Zenzemi, 60 anni, tunisino, è morto ieri mentre lavorava all'interno di un'abitazione privata di via Fazio ad Alcamo. L'uomo è caduto mentre stava effettuando dei lavori ad un lucernario per conto della proprietaria dell'immobile. Non è chiara la dinamica sulla quale ora stanno indagando i carabinieri e gli ispettori del NIL. 2 le inchieste, una della procura e l'altra dell'ispettorato del lavoro. Si cerca di capire se l'operaio utilizzasse i dispositivi di sicurezza. Altri controlli riguardano invece la regolarità della posizione di lavoro dell'operaio. Sulla vicenda interviene Tommaso Magaddino, segretario provinciale della UIL di Trapani. Jamel ieri è uscito di casa ed è uscito di casa per andare a lavorare, a guadagnare quel salario per sostenere sé e la sua famiglia. Non ci farà mai più ritorno e questo è triste e acuisce ancora di più la tragedia che c'è nel paese rispetto alla morte sul lavoro. Una tragedia che per quanto ci riguarda deve finire. Deve assolutamente finire, perché raggiungere 0 morti sul lavoro è un obiettivo che ci siamo posti come UIL già dal 2021. Però per fare ciò occorre non soltanto l'opera delle istituzioni e degli organi preposti alle verifiche, ma occorre che la sicurezza diventi un fatto culturale. La tragedia di ieri arriva in una città che ancora non si è ripresa da quella del 6 maggio scorso a Casteldaccia, in cui persero la vita 2 alcamesi, Epifanio Alsalzia e Roberto Raneri. Morirono mentre lavoravano all'interno di una stazione di pompaggio della rete fognaria. Trapani rimane tra le province siciliane con la maggiore incidenza di infortuni sul lavoro. Da marzo ci sono state 6 morti sul lavoro, numerosi poi sono stati gli infortuni. E a Palermo, dopo la UIL che abbiamo appena sentito, anche la CGIL alza la voce. La Sicilia è piena di problemi, dice, e il governo Schifani non fa nulla per risolverli. Dal sistema sanitario inadeguato a una gestione dei rifiuti inefficiente alla crisi idrica. E dopo questo ennesimo morto sul lavoro ad Alcamo, il sindacato insiste. Mancano 400 ispettori del lavoro. Marco Gullà.
La Sicilia deve superare tante criticità, dal sistema sanitario inadeguato ad una gestione dei rifiuti inefficiente e poi il problema dell'approvvigionamento idrico. La CGIL alza la voce e lo fa nel corso di una conferenza stampa a Palermo. Obiettivo l'apertura di una fase di mobilitazione per ottenere risposte dal governo regionale sui principali problemi aperti. Sul banco degli imputati, secondo il sindacato, c'è il governo presieduto da Renato Schifani, in particolare sul tema della sicurezza sul lavoro. Sono arrivati qualche decina di ispettori sulla base della convenzione che è stata fatta con l'Istituto Nazionale del Lavoro, ma non mi pare che abbiamo prodotto risultati significativi. Noi abbiamo bisogno di un reclutamento molto più profondo, abbiamo una carenza di circa 400 ispettori, ma questo si innesca nel processo più generale di un governo della regione che non mette il lavoro, la qualità del lavoro, la dignità del lavoro al centro delle proprie attenzioni. E poi altra grande criticità, l'acqua che non c'è e che rischia di diventare un problema ancora più acuto se non pioverà. Rivendichiamo è che oggi non bisogna soltanto accendere i riflettori appunto su questa criticità, ma abbiamo bisogno di risposte strutturali. E una risposta strutturale non passa con questi piccoli interventi, trivellazioni piuttosto che altre cose, quando il 53% dell'acqua si perde lungo tutta la rete infrastrutturale idrica. Noi abbiamo bisogno innanzitutto di una nuova e di una diversa governance. Oggi noi abbiamo diversi modelli che insistono nella nostra regione, tutti fallimentari. Il sindacato ipotizza una nuova Sicilia nell'area euromediterranea, guardando a politiche per una transizione ecologica socialmente sostenibile, per la tutela del suolo, per un nuovo modello energetico e industriale e per un'agricoltura di qualità. Tra poco vi aggiorneremo sulla crisi idrica, in particolare ad Agrigento. Intanto andiamo a Catania, dove sono stati aggrediti e picchiati 2 vigili urbani che stavano multando auto in divieto di sosta in pieno centro, non lontano dal municipio e dalla questura. Botte anche al titolare di un ristorante che filmava la scena, Luca Ciliberti. 2 vigili urbani aggrediti, il titolare di un ristorante picchiato e alcuni collaboratori del locale presi a calci e a pugni. E infine 2 arresti. Questo è il bilancio di una rissa avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri in piazza Adamo, alle spalle della Basilica Collegiata di Catania, a pochi passi dalla questura e dal municipio. Questi i fatti. Il titolare del locale, trovando ostruito l'ingresso da un'auto parcheggiata in divieto di sosta, si è rivolta alla polizia municipale che è arrivata sul posto e ha verbalizzato l'infrazione. Vedendo la scena, i proprietari della vettura che gestiscono un autonoleggio della piazza si sono avvicinati ai vigili aggredendoli e minacciandoli prima verbalmente. Vista la scena, il proprietario del ristorante ha deciso di filmare tutto con il suo telefonino. Da lì il putiferio, come mostrano queste immagini. Questi fratelli, specialmente uno, nel frattempo che li arrestavano, ha dichiarato che noi eravamo morti e che sarebbero, una volta usciti o non so dal carcere o da che cosa, sarebbero tornati con le pistole e ci avrebbero sparato e ci avrebbero ucciso a tutti. Inutili tentativi dei dipendenti del locale di allontanare l'aggressore, che ha prima sferrato 2 pugni alla vigilessa e poi ha colpito ripetutamente il titolare del ristorante con un pesante sgabello. L'uomo ha dovuto fare ricorso alle cure del pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi, riportando una ferita con diversi punti di sutura alla testa e contusioni in tutto il corpo. I vigili urbani invece se la sono cavata con 7 giorni di prognosi. I 2 aggressori, che sono anche i titolari del baretto presente nella piazza, saranno processati per direttissimo. E non è tutto, perché a San Giorgio di Catania padre e figlio sono stati arrestati per tentato omicidio ai danni di un parente che li avrebbe richiamato per il fracasso proveniente dalla loro abitazione, Desiree Ferlito. Li avrebbe richiamati per il troppo rumore proveniente dalla loro abitazione, esplodendo un colpo di carabine in aria. Sarebbe questo il movente che ha scatenato la reazione furiosa di padre e figlio a San Giorgio, culminata nel tentato omicidio di un vicino, con loro imparentato. Giovanni Battista Spampinato e il figlio Gioacchino, agli arresti domiciliari per altri reati, sono stati arrestati da agenti della squadra mobile di Catania. La vittima è arrivata all'ospedale San Marco di Catania in codice rosso, con diverse ferite al volto e agli arti. Per picchiarlo gli aggressori avrebbero utilizzato una stampella di alluminio utilizzata dall'uomo per deambulare. Nonostante la mancata collaborazione della vittima, che non ha fornito indicazioni utili per identificare i suoi aggressori e ricostruire il movente dell'accaduto, appena pochi riferimenti generici a un gruppo di giovani che l'avrebbero picchiato dinanzi casa, le indagini hanno permesso, mediante la testimonianza di altri familiari, di risalire alla dinamica dei fatti. A Palermo caccia all'uomo che ieri ha scavalcato la recinzione del carcere Pagliarelli per lanciare ai detenuti sacchi con cellulari e droga.
Probabilmente l'uomo aveva un complice fuori dal penitenziario a bordo di una moto o di un'auto, grazie al quale è riuscito a fuggire. Per rintracciare i due, gli investigatori analizzano in queste ore le immagini della videosorveglianza. E sempre a Palermo, 4 esponenti del mandamento di Portanuova sono stati arrestati per associazione mafiosa, estorsione e porto abusivo di armi. A incastrarli le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia. I 4 gestivano con la violenza e le minacce le piazze di spaccio del capoluogo. Dopo le polemiche, ecco il libro su Giovanni Brusca. Ha presentato a Palermo il volume 1 così. Il sindaco di San Giuseppe Jato, il paese natale del collaboratore ormai di giustizia, dice: il nostro paese, San Giuseppe Jato, è cambiato. Marco Gullà. Era chiamato lo Scannacristiani, colui che ha sciolto nell'acido un bambino, artefice dei più efferati delitti di mafia. Fece anche esplodere la bomba a Capaci che uccise Giovanni Falcone, la moglie e gli agenti della sua scorta. Giovanni Brusca, collaboratore di giustizia, si racconta in un libro, 1 così, presentato a Palermo al Centro Studi Paolo e Rita Borsellino. A scrivere il libro il sacerdote Marcello Cozzi, un dialogo sul passato di Brusca. Davanti a queste scelte scellerate di vita che hanno fatto tanti uomini d'onore. In tante persone come Giovanni Brusca, in tanti cosiddetti pentiti di mafia, ho incrociato percorsi di ravvedimento. Ora la parola ravvedimento è una parola molto complicata perché non sono percorsi uguali l'uno all'altro, sono percorsi complicati, complessi. Il paradosso che ho incontrato spesso è che spesso noi chiediamo a queste persone di pentirsi. Nel momento in cui queste persone si pentono, è un problema per noi e un po' il loro pentimento ci dà fastidio. Nei giorni scorsi il solo annuncio che il libro sarebbe stato presentato a San Giuseppe Jato, il paese di Brusca, ha generato non poche polemiche, ma il sindaco replica così. Oggi San Giuseppe Jato è un paese che rispetto a prima è cresciuto, è andato avanti, si è portata avanti una politica dell'antimafia sicuramente che ha fatto bene, però dobbiamo constatare che c'è a tutt'oggi una zona grigia e quindi questa zona grigia va rimossa e quindi per rimuovere questa zona grigia bisogna fare tanto lavoro e bisogna spiegare anche ai giovani chi erano questi carnefici e come si comportavano. Sulla circonvallazione di Catania si continua purtroppo a morire. Nonostante gli ultimi provvedimenti dell'amministrazione si susseguono gli incidenti. La vittima più recente è un giovane motociclista, Adelaide Barbagallo. Il terribile schianto nella notte appena trascorsa. Un nuovo incidente mortale si è verificato sulla circonvallazione di Catania. A perdere la vita Francesco Pulvirenti, un giovane di 26 anni originario di Misterbianco. Nonostante gli autovelox, i semafori intelligenti, in questo asse viario si continua a morire e si conferma molto pericoloso. Alta velocità, distrazione, la non osservanza delle regole del codice stradale, le principali cause. Sull'asfalto i segni di quest'ultimo incidente. Il giovane era in sella alla sua moto, una BMW, procedeva in direzione Misterbianco. All'altezza di via Vincenzo Giuffrida l'impatto con un'auto che procedeva nella stessa direzione. La dinamica esatta è da ricostruire. Gli agenti della squadra mobile di Catania sono stati i primi ad arrivare sul posto e hanno fatto di tutto per rianimare la vittima. Purtroppo tutto è stato vano, anche l'arrivo del personale del 118. Ma sono bastati pochi minuti di osservazione alla nostra troupe per registrare diverse pericolose imprudenze. Guardate cosa avviene in questo tratto della circonvallazione. I mezzi che sbucano da via dei Salesiani tagliano la strada a chi sta per girare sul viale Marco Polo e tutto questo per evitare un piccolo tratto che li porterebbe alla rotatoria del viale Vittorio Veneto e procedere nella direzione desiderata. Questo semaforo viene spesso ignorato e c'è chi con moto o bici utilizza gli spartitraffico per attraversare. Al Policlinico di Catania resta intanto ricoverata in gravi condizioni Hannah, la ragazza irlandese investita pochi giorni fa in viale Andrea Doria.
è un problema che non si riesce veramente a risolversi. Eccoci all'emergenza idrica di cui parlavamo poco fa nell'Agrigentino in particolare, che incredibilmente si aggrava a causa del guasto, questa volta del potabilizzatore di Santo Stefano di Quisquina. E molti comuni rimangono a secco e si aggiungono alla lunga lista delle comunità in sofferenza da mesi. Davide Sardo. Stop al potabilizzatore a Santo Stefano di Quisquina, nell'entroterra montano della provincia di Agrigento, territorio ricco di sorgenti spesso sfruttate dalle multinazionali dell'imbottigliamento. Il guasto all'impianto, che ha il compito di rendere l'acqua dei pozzi potabile, aggrava la crisi e l'AICA, l'ente gestore del servizio, è al lavoro per la riparazione necessaria per restituire l'erogazione ad ampia parte dei comuni della provincia, compresi il capoluogo e grossi centri come Favara, Porto Empedocle e Canicattì. Altrettanto ridotte la fornitura a Grotte, Naro, Racalmuto, Castrofilippo, Campobello di Licata e Ravanusa. Ad Agrigento i cittadini sono sempre più esasperati. Si rischia un inverno senza acqua e oltre a pensare a quest'inverno dobbiamo pensare ai prossimi anni e ai prossimi decenni. Ci sono alcuni quartieri, parlo della via Calligrati, parlo della via Manzoni, dove la situazione a 9 giorni eravamo il mese di agosto, a 9 giorni siamo il mese di ottobre, quindi la situazione è rimasta tale e quale. E c'è gente che ha 1500 litri di scorta e chiaramente per 9 giorni sono insufficienti in una famiglia. La protesta all'oltranza in piazza Pirandello, giunta ormai al 9° giorno, proseguirà finché non interverranno rimedi seri e concreti contro la sete. Farmaci dagli scarti del pesce. Con Bitos, la Sicilia premiata al Regio Stars Awards, la competizione fra i migliori progetti regionali sull'economia circolare finanziati con i fondi dell'Unione Europea. Da Bruxelles, Luca Ciliberti. And the winner for category 1 is Bitos Interact Italy Malta. Farmaci, creme, integratori alimentari prodotti dagli scarti del pesce nell'ottica di una corretta economia circolare. Il progetto Bitos conquista Regio Star Award 2024, il concorso della Commissione Europea che premia gli interventi più innovativi sostenuti con i fondi comunitari a livello regionale. Unico progetto italiano ad essere arrivato tra i 25 finalisti di Regio Star, oltre 260 le candidature pervenute da tutta Europa. Bitos mira a produrre antibatterici, antimicrobici, antitumorali basati su molecole bioattive estratte dagli scarti del pesce, già di grande interesse per l'industria farmaceutica, nutraceutica e cosmetica. Risolvere questo tipo di problemi, che sono problemi non solo di gestione dei rifiuti, ma anche problemi ambientali, problemi occupazionali per la Sicilia e per Malta, secondo me è stata davvero la forza di questo progetto, in quanto questo tipo di problemi è un problema tipico di tutte le isole d'Europa. L'intervento, dal costo totale di 2,37 milioni di euro, è stato cofinanziato con 1,83 milioni di fondi dell'Unione Europea nell'ambito del programma Interreg Italia-Malta, di cui la regione siciliana è autorità di gestione. Secondo me ha vinto la squadra. Noi eravamo 6 partner e ha vinto la motivazione di portare a casa dei risultati che non erano facili, di fare lavorare l'imprenditorialità, cioè il tessuto economico delle isole, Malta, Sicilia, anche le isole minori, assieme all'ente pubblico, a questi fondi della comunità europea, l'accademia, creare questa rete, questa network. L'importanza dell'innovazione per una sanità che rilanci il meridione è la missione della 4ª edizione dell'Expo Medicina, in programma a Catania. Desiree Ferlito. L'importanza dell'innovazione per una sanità che rilancia il meridione è la missione della 4ª edizione dell'Expo Medicina, in programma dal 19 settembre, che proietta appunto la Sicilia nel mondo perché non si parli più di migrazione sanitaria. Italiana ci saranno proposte, contributi, eventi di eccellenza che gli scuole Sicilia verranno Catania e offriranno abilità, competenze e talenti che hanno del tempo sviluppato.
Un importante momento di confronto per tutte le realtà istituzionali, sanitarie e imprenditoriali, nomi autorevoli della medicina, in sinergia per la diffusione dei temi dell'innovazione tecnologica e della sanità. Noi ogni tanto abbiamo una sensazione che il sistema nostro sanitario non sia all'altezza, mentre invece rappresenta un'eccellenza. Il fatto che tutte le aziende si riuniscano per comprendere anche come giovarsi delle sfide che lo sviluppo tecnologico consente di darci, certamente da guardare con favore. Robotica, intelligenza artificiale e nuove sfide, dove però il capitale umano rimane sempre al centro. La mobilità passiva va sempre a decremento, a scemare rispetto a una mobilità attiva. Diventiamo noi attrattivi verso altre regioni. Questa è una grande soddisfazione. 24 convegni, tutta la sanità siciliana sarà presente all'Expo Medicina. Tutti i 18 direttori delle aziende del servizio sanitario regionale per rilanciare il più importante evento del meridione d'Italia, coinvolgendo i principali attori della sanità nazionale. Musica, nessun divorzio tra Colapesce e Di Martino. Il duo siciliano smentisce le voci di una separazione e in un post su Instagram chiarisce: ci prendiamo solo una pausa. Emanuela Corsi. Sarebbe più facile cantarsi un addio. Nessuna crisi di coppia, né divorzi in vista per Colapesce Di Martino, il duo siciliano che ci ha accompagnato con la sua musica leggera, anzi, leggerissima. Ho semplicemente dichiarato, ma lo diciamo da mesi, che dopo queste ultime date ci prenderemo una pausa. Non ci fermiamo da 4 anni e credo che sia fisiologico. Parole senza mistero, allegre ma non troppo. Il duo Colapesce Di Martino nasce nel 2020 grazie alla collaborazione artistica tra il cantautore siracusano Lorenzo Urciullo e il palermitano Antonio Di Martino. Nel 2021 l'esordio sul palco del Festival di Sanremo con il brano Musica leggerissima, classificatosi al 4° posto. 2 anni dopo ci riprovano con Splash, che diventa subito una nuova hit. Ma io lavoro per non stare con te. Preferisco il rumore delle metro affollate a quello del mare. All'orizzonte nessun divorzio, ma progetti solisti. Colapesce ha firmato la colonna sonora del film Iddu, l'ultimo padrino, diretto dai registi siciliani Piazza e Grassadonia. Di quello che ti dico e che facciamo, non è parlare con nudo. Adesso facciamo la nostra breve pausa, tra poco per il calcio, la vigilia di Catania-Altamura e l'attesa per il derby di stasera tra Trapani e Messina. State con noi, vi aspettiamo. Insieme con il calcio, vigilia di campionato per il Catania che domani pomeriggio al Massimino ospiterà l'Altamura. I rossazzurri inseguono la 3ª vittoria consecutiva. Francesco Triolo. Testa ed energie al campo alla vigilia della partita contro l'Altamura. Mimmo Toscano passa oltre la penalizzazione di un punto rimediato in settimana e confida in una risposta dai suoi giocatori che sono concentrati sul match di domani. La vittoria di Caserta ha dato fiducia, entusiasmo, consapevolezza della propria forza e da quello vuole che si riparta. Dobbiamo insistere perché è il momento di insistere. Io ho detto ai ragazzi questo è il momento, ve lo dico dopo 2 vittorie, che bisogna insistere perché solo così acquisisci una mentalità forte che ti porta a migliorare, a crescere ogni giorno indipendentemente dall'avversario, dal risultato precedente, dalle variabili che ci possono stare come la notizia che abbiamo avuto queste settimane che non ci influenza minimamente. Sul fronte formazione Toscano come al solito non si è sbilanciato, anche se il tecnico ha confermato che sia Ierardi, difensore fuori da quasi un mese che a Caserta è partito dalla panchina, che Lunetta sono a disposizione. Una buona notizia per il tecnico che potrebbe far giocare subito Anastasia a centrocampo garantendosi maggiore spinta, così come nel secondo tempo contro la Casertana. Per il resto attenzione alta sull'Altamura. È un avversario che anche contro l'ultima partita contro il Monopoli ha dato filo da torcere, forse non meritava la sconfitta per quello che ha espresso. È una squadra che gioca da squadra, una squadra vivace, una squadra abbastanza giovane, con energia. Però a prescindere dall'avversario noi è un momento che bisogna spingere sull'acceleratore, rimanere concentrato su noi stessi e sulla nostra prestazione.
Trapani-Messina è il derby siciliano di Serie C in programma stasera al Provinciale con inizio alle 20:30. Granati imbattuti con Aronica in panchina, giallorossi senza vittorie da 5 turni. Sergio Colosi. Ritrovarsi 15 anni dopo in un'occasione speciale, punti pesanti in Trapani-Messina per la classifica e gli obiettivi opposti delle due squadre. Striscia positiva aperta con 3 vittorie e altrettanti pareggi per i Granata con Aronica in panchina, striscia aperta ma negativa per i peloritani che non vincono da 5 giornate e in trasferta hanno conquistato un solo punto a Latina in 4 viaggi. Ad Aronica ex Messina in Serie A e B pesa l'assenza dello squalificato Benedetti, sostituito da Sabatino, ma il tecnico è fiducioso. Il Trapani sta molto bene, abbiamo recuperato Falla, abbiamo recuperato Udo, quindi siamo quasi al completo. Ecco, solo Zuppe e Valietti non saranno nella partita, quindi ritengo che abbia l'imbarazzo della scelta, ma un Trapani che sta bene fisicamente, mentalmente, che veniamo da 6 risultati utili consecutivi e quindi sicuramente grande umiltà e grande voglia di poter continuare su questa scia. Messina senza Salvo, Petrucci e Marino, confermato Krapicas in porta. Giacomo Modica sul derby è realista. Trapani per noi rappresenta Golia, noi siamo tanti Davide, però sai che nella vita può succedere anche che Davide può fare qualche brutto scherzo a Golia, quindi dobbiamo essere consapevoli delle nostre forze, dobbiamo essere consapevoli delle nostre capacità. Tanto pubblico al Provinciale, 204 i tifosi messinesi, arbitra Zanotti di Rimini. E noi ci fermiamo qui, l'appuntamento è per le 20, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.